Fare di Roma una città più orizzontale, sostenibile e attraente. Il punto sui progetti della capitale con Barbara Capponi. Vincere la sfida della modernizzazione di Roma coinvolgendo imprese, lavoratori, pubblica amministrazione, dice la sindaca Virginia Raggi, annunciando che la capitale ha scalato 11 posizioni nella classifica di iCity Rank, diventando la quarta Smart City d'Italia. Un progetto ambizioso, decisivo per la città e il paese, spiega, considerando che saranno anni eccezionali, visto che mai nel dopoguerra abbiamo avuto un ammontare di risorse da investire come quelle del Recovery Plan. Nei prossimi 10 anni, grazie a questi fondi, e consentitemelo, grazie anche al risanamento dei conti di Roma Capitale e ai tanti cantieri avviati, possiamo davvero trasformare la capitale in un posto in cui sia ancora più bello vivere, in cui sia ancora più bello e gratificante lavorare, studiare, viaggiare, in cui sia più semplice muoversi, o sia soprattutto più semplice fare impresa. Una città più orizzontale, sostenibile, attraente, competitiva e innovativa, i traguardi da raggiungere, secondo la Raggi, attraverso 3 tappe fondamentali: 2021 Recovery Plan, 2025 Giubileo e 2030 con la candidatura di Roma per ospitare l'Expo. Senza riforme radicali e drastiche, dice il ministro degli Esteri Di Maio, non riusciremo a spendere in 3 anni gli oltre 200 miliardi del Recovery Plan. E voglio essere molto chiaro. Se l'Italia è riuscita ad ottenere la più alta cifra per miliardi di euro dei paesi europei è perché ha un'alta credibilità grazie ai suoi attori dell'economia sulle 2 transizioni gemelle, quella digitale e quella ecologica. I set di Federico Fellini come non li avete mai visti, ce li